Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppelliroi lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Abbiamo anche fiori boschi! Paola. Andare in giro senza che ci siano due cordoni di polizia messa male peggio non è ha bisogno di mezzo e oltretutto non paghiamo noi questi fanno così tanto il bene dei cittadini che hanno bisogno di blindarsi quando vengono in mezzo alla gente, sono così sicuri di fare l'interesse del popolo che hanno bisogno di blindarsi. Vergogna! 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 Posso? Io sono stonato. No. Beh, ma non era quello. No. Un sacco di merda ti serve. No. No, dai, no. Meglio farlo che dire. Noi dobbiamo. Allora, a silenzio. grande richiesta vi racconto di nuovo cosa sta succedendo nelle nostre scuole in questi giorni. Le cose peggiori accadono al piano terra, davanti all'ufficio dei presidi, perché davanti all'ufficio dei presidi c'è la fila dei lecchini che vanno ad implorare, essendo figli di qualche centinaio di euro, vanno ad implorare il bonus premiale. Dopo un anno che lavorano con i loro colleghi, hanno il cattivo gusto di andare a dire al preside che loro sono più bravi degli altri, che quindi meritano il bonus premiale. Questo divide la gente che è abituata a lavorare insieme, a scambiarsi il sapere per mandare avanti le scuole, perché di risorse non ce n'è. Quindi l'unico modo per andare avanti è lavorare tutti insieme e coltivare insieme il sapere. Questa cosa non può più essere, perché io se so fare una cosa e voglio il bonus non te la do a te, me la tengo per me e per la mia classe. Giusto? La cosa da fare è chiedere il contratto. È 7 anni che siamo senza contratto, non è possibile che ci sia gente che va ad inginocchiarsi davanti a una porta per avere 3 soldi per lui solo. Il contratto va rinnovato perché siamo lavoratori pubblici. Altre cose sgradevoli che succedono in questo periodo sono le scelte dei libri di testo. Bisogna omogeneizzare la conoscenza, anche se c'è libertà di insegnamento. In un istituto tutti i plessi devono avere gli stessi libri, perché così si potrà arrivare a una omogeneizzazione della conoscenza. Esatto, non saranno più bambini con la loro personalità che si sviluppa secondo loro stessi, no? Quello che otterremo saranno tante piccole uova quadrate pronte per essere incubate in vista degli invalsi, perché quello che conta è giudicare la gente in base a degli schemi. Sei pronto per
arricchire il parco bestiame che andrà a lavorare per 2 soldi oppure no? È questo che bisogna fare al giorno d'oggi. Altre cose sgradevoli che succedono nelle nostre scuole? I nostri ragazzi delle superiori in questi giorni sono sguinzagliati ovunque a fare quella cosiddetta alternanza scuola-lavoro senza i loro professori al fianco, quindi scuola non è, e a far di tutto, a fare le fotocopie, a spazzare i pavimenti, a pulire i vetri delle chiese, a fare tutto ciò che non c'entra con i loro sogni e tutto ciò che non c'entra con la fatica e il lavoro dei loro genitori che li mandano a scuola. Si devono abituare a lavorare per poco e niente e ringraziare. E questa scuola-lavoro non è. L'alternanza scuola-lavoro non è, perché la scuola non c'è. Questi ragazzi sono semplicemente i nuovi sfruttati minorili. Pensavamo di essercene liberati in Italia di questa cosa? No, sta tornando e sta tornando per volontà di questo governo. Altre cose sgradevoli che succedono nelle nostre scuole. Molti comitati di valutazione hanno messo come criteri che saranno i genitori con questionari anonimi a decidere quali professori avranno diritto al bonus premiale, ma purtroppo molte persone non hanno le conoscenze sufficienti per stabilire se un lavoratore della scuola ha fatto il suo dovere sì o no e come l'ha fatto. Ci sono persone che giudicheranno sulla base della vita privata degli insegnanti, su come si vestono, se sono separati oppure no, se vanno in chiesa oppure no, perché altro non sanno purtroppo. Ci sono poi delle preoccupazioni in vista, perché da quest'anno è consentita ai privati fare delle donazioni alle scuole. Chi farà delle donazioni consistenti avrà voce in capitolo, perché chi paga comanda. La legge non è uguale per tutti. Vergogna, vergogna, vergogna. E dirò di più. Dobbiamo cominciare a farci una domanda. Le donazioni più consistenti a chi andranno? Ai licei o alle scuole professionali e agli istituti tecnici? Perché questa storia delle donazioni arriverà ad aumentare ancora le differenze tra i nostri ragazzi, a determinare il loro destino e a spegnere i loro sogni prima che siano maggiorenni. Questo deve essere molto chiaro. Questa nuova scuola che è prospettata divide. È lo Stato che deve provvedere all'istruzione dei nostri ragazzi, non sono i genitori che si devono sbattere. È vero o no? E poi abbiamo sul gruppone noi pensionati, quando sono disoccupati. Vabbè, passiamo ai pensionati. La fanno fare ai poveri. La storia insegna. Allora, qualcuno crede ancora alle bugie che racconta Renzi, Boccia, il neopresidente di Confindustria? Oggi dice: aumentiamo la produttività e con questo aumentiamo i salari. Bene. In tutto il mondo evoluto esiste una contrattazione di primo livello garantita dallo Stato e una di secondo livello, la contrattazione aziendale, dove la premialità esiste nella pubblica amministrazione da sempre. Chi è più bravo e meritevole prende di più e chi è meno bravo prende di meno, ma questo passa attraverso la contrattazione aziendale. I sindacati dicono la loro e salvaguardano i diritti dei lavoratori, perché il merito va premiato con dei criteri oggettivi. Questo lo dice Boccia in Confindustria, e invece abbiamo avuto la testimonianza un attimo fa che quella schifezza che viene chiamata buona scuola non solo continua a bloccare il contratto nazionale di primo livello dopo 6 anni di blocco incostituzionale, sottolineiamolo, ma ha cancellato con un colpo di spugna la contrattazione di secondo livello. Non esiste più, non esistono i diritti dei lavoratori, non esistono i criteri oggettivi. Vengono dati dei soldi ai boss, i capobastone, e loro decideranno della sorte dei lavoratori senza alcuna garanzia. Questa è la buona scuola voluta da Renzi, ne abbiamo avuto la testimonianza un attimo fa. Vergogna! Genitori,
Se volete che i vostri figli siano promossi, fate il regalino alla preside e ditele anche a che insegnante devono dare il bonus, perché quell'insegnante sarà quello che promuoverà il figlio. Corruzione, corruzione.